Respira grazie a una sorta di polmone artificiale la 45enne triestina affetta dal Covid, incinta di oltre 5 mesi e non vaccinata, trasferita dalla terapia intensiva dell'ospedale di Catinara ad uno speciale reparto dell'ospedale Borgo Trento a Verona. Il supporto che la tiene in vita si chiama ECMO, permette di sostituire la funzione di polmoni e cuore mantenendoli a riposo durante il loro recupero. È un'extra circolazione extracorporea in cui il sangue del paziente viene ossigenato appunto da questo sistema. Sono soggetti che sono sia intubati, quindi ventilati meccanicamente, ma ricevono ossigeno anche attraverso il sangue. La situazione viene definita tragica da Enrico Polati, direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione dell'azienda ospedaliera di Verona. Il tentativo di salvare donne gravide grazie a questa apparecchiatura era già stato fatto, ma mai su una paziente affetta dal Covid. I medici si stanno prodigando anche nello sforzo di salvare il nascituro, che però a causa della scarsa ossigenazione potrebbe riportare problemi di natura cerebrale. Il contagio della donna è avvenuto proprio in ambiente familiare e il mancato ricorso al vaccino ha determinato il forte aggravamento della malattia. E nell'ambito della popolazione fragile ci sono anche le donne gravide, quindi in caso di stato di gravidanza il vaccino non è una controindicazione, assolutamente, è un'indicazione in più, perché le donne gravide corrono un rischio maggiore rispetto alle donne della stessa età non in stato di gravidanza, un rischio maggiore di Covid e soprattutto di Covid severo, come questo triste episodio ci insegna.